Benvenuti cari amici della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Oggi è venerdì 29 dicembre, quinto giorno fra l'ottava di Natale. Abbiamo la compagnia quest'oggi di un personaggio, Simeone, che è un po' anche in continuità con gli uomini che il Vangelo ci ha narrato ieri. Anche lui un adulto, adultissimo probabilmente, che aspetta con speranza che il Signore compia le sue promesse. Ecco, una bella figura qui alla conclusione dell'anno, forse può veramente ispirarci i sentimenti, le posture del cuore più adatte per la conclusione di questi 12 mesi e per avviarci verso i prossimi. Anche oggi ci prepariamo all'ascolto della parola di Dio con l'invocazione del Cardinal Carlo Maria Martini. O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, aiutaci a resistere alle tentazioni di stanchezza e di negligenza. Aiutaci a trovare la gioia della preghiera continua. Ottienici di poter fissare i nostri occhi sul tuo Figlio Gesù, di amarlo come lo hai amato tu, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Fa che i nostri affetti e i nostri pensieri si lascino dirigere verso di Lui, per essere una cosa sola con Gesù e in Lui, con il Padre, per la grazia dello Spirito Santo. Amen. Il Vangelo che la liturgia ci propone oggi è tratto dal Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti dal 22 al 35. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Questo Vangelo si apre con Maria e Giuseppe che compiono un gesto rituale, prescritto dalla legge. Era un gesto che esplicitava il senso di riconoscenza al Signore per il dono di un figlio, per il dono della vita. Signore, questo bambino non è nostro. Questo rito diceva questo da parte della coppia. Questo bambino non ci appartiene, è tuo e ce l'hai donato. E poi compare Simeone. Ieri appunto abbiamo incontrato un uomo che
aveva paura della vita nuova, del futuro, Erode. Oggi incrociamo questa splendida figura, uomo affine allo spirito, Simeone, un uomo che ha invecchiato bene. Il suo nome significa Dio ha ascoltato. Il suo invecchiare bene, molto bene, lo fa vivere nella vecchiaia, sì, ma non nell'angoscia, con serenità. È interessante come anche alla fine dei suoi giorni, consolato dallo Spirito, intuisce una grande verità, ossia che il meglio deve ancora venire. È interessante, no? Che un anziano possa coltivare nel cuore questa frase, il meglio deve ancora venire. Simeone non è schiavo della nostalgia, delle gioie passate e che non torneranno più. Ha il cuore ricolmo di speranza nel Signore, nella sua salvezza. Ed è vero che il meglio deve ancora venire. Il Signore ha ascoltato, appunto. Infatti gli giunge tra le mani niente meno che Gesù. La sua vita, dunque, non ha raggiunto la fine, bensì il compimento, che è diverso. È ciò che dovrebbe caratterizzare la nostra esistenza di cristiani. Non è un cammino la nostra vita verso la fine, ma verso il fine, verso il compimento di tutte le nostre speranze. Lasciarci invadere dalla gioia dell'incontro con il Signore Gesù. Questa è la fine, o meglio appunto il fine della vita. Perché la vita è, come si è detto all'inizio, un dono di Dio, dall'inizio alla fine. Simeone ci aiuta a vivere il futuro, che tra poco festeggeremo con l'inizio dell'anno, senza troppa angoscia, anzi proprio senza angoscia, senza troppa ansia, senza troppe preoccupazioni, fiduciosi che il Signore ha ascoltato. Vorrei concludere con il testamento spirituale di Monsignor Alfredo Magarotto, che fu vescovo della nostra diocesi per diversi anni. Questo testamento è stato scritto all'età di 88 anni, di sua mano. Una frase, la sua, quella che adesso citerò, che potrebbe benissimo stare anche sulle labbra di Simeone. Vivo con gioia e trepidazione questa vigilia di eternità, nell'attesa del mio incontro definitivo con il mio Signore. Dio giusto e misericordioso abbia pietà di me peccatore, confido nella materna intercessione di Maria. E ci salutiamo adesso con la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci, a domani.